sfociata a colpi di macete a Casalserugo per uno dei 2 giovani feriti. 100 punti di sutura alla gamba non è normale, dice, rischiare di morire così. Troupe di Fuori dal coro aggredita da una baby gang. La giornalista Cristina Autore colpita da una bottigliata alla gamba. Era qui per intervistare i ragazzi sulla criminalità giovanile. Caso Uno Bomber, la perizia segna una nuova battuta d'arresto. Nessun DNA compatibile. Elvo Zornita, i nostri microfoni buttati 20 anni della mia vita, ora il risarcimento. Sona e Portoviro, 2 vittime della strada in poche ore. Romea ancora insanguinata. Il sindaco di Chioggia sugli autovelox, non mollo. Carabinieri di San Bonifacio arrestano un 53enne veronese fingendosi un talent scout che adescava minorenni. È accusato di violenza sessuale e pedopornografia. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una frode ai danni dell'Unione Europea, denunciati 48 imprenditori agricoli per truffa aggravata e eseguito un sequestro di oltre 17 milioni di euro. Da Padova a Venezia, allerta per tutta la giornata in occasione del secondo anniversario degli attentati del 7 ottobre in Israele, ghetti blindati. Dopo le polemiche per la nomina di Venezzi, 10 sindaci del Veneto orientale scrivono a Collabianchi per invitare la maestra a una lezione concerto per i ragazzi. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Cominciamo con il proporvi il sondaggio di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21. Partiamo dal fatto che è un caso il salvataggio di Ilaria Salis da parte del Parlamento europeo, che ha confermato l'immunità per un solo voto. Volano gli stralci invece nel centrodestra. Salvini attacca gli alleati di Forza Italia, l'avete aiutata, dice vergogna. Tajani replica basta calunnie. Quindi secondo voi è giusta la sua immunità, sì o no? I numeri che vedete in sovraimpressione. Continuate a chiamare fino alla messa in onda della puntata di Ring. Iniziamo il telegiornale con la cronaca, una rissa sfociata a colpi di macete. Siamo a Casalserugo per uno dei 2 giovani feriti, 100 punti di sutura a una gamba. No, non è normale che mi prenda un colpo di macete, a momenti rischio di morire a 500 metri da casa mia. È una cosa per i ragazzi giovani soprattutto, che spesso girano con coltelli, cose così. Non è il caso, statene alla larga, si rovinano vite. È turbato, provato e soprattutto dolorante per i 100 punti di sutura alla gamba sinistra. Edoardo, 22 anni appena compiuti, è stato vittima assieme ad un amico di un accoltellamento con macete nella serata di domenica 5 ottobre a Casalserugo. Io e altri miei amici abbiamo avuto una lite con dei ragazzini più piccoli e per noi era praticamente finita lì. Ci siamo spostati al bar e hanno chiamato fratelli maggiori, una cosa del genere, amici, e siamo stati aggrediti con un macete. Edoardo si è presto ritrovato in una pozza di sangue con una ferita di 30 centimetri che poteva costargli caro. Un angelo però gli ha salvato la vita. Io ho avuto la fortuna che in quel momento ci fosse, anzi lo ringrazio, Alberto Bettio, un ragazzo della protezione civile, che era lì di passaggio e ha visto la situazione, si è affiondato, ha fatto un intervento di primo soccorso e con la cintura ha chiuso, insomma, mi ha stretto la gamba, poteva finire molto peggio. Mi ha salvato la vita. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Un film, cioè mi sembrava, è ancora un po' irreale, dobbiamo ancora realizzare anche noi, e anch'io ringrazio Alberto Nando, perché mi ha chiamato, cioè quando sono stata avvisata è stato lui un po' a tranquillizzarmi per telefono, anche quando sono arrivata, perché lui ha anche provato a prenderli, ma non c'è riuscito. E cosa posso dire? Che cioè, al giorno d'oggi non si può un ragazzo prendere, uscire, dover pensare a come potersi difendere. Cioè anche lui, quando siamo usciti dal pronto soccorso, mi ha detto: ma io cosa devo fare? Tenermi una spranga in macchina? Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrere i 2 giovani, mentre i carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità degli aggressori.
Una notizia arrivata in questi minuti in redazione, un commento di Salvini. Bene, Cirielli dice ottimista su Stefani in Veneto, sono contento della candidatura di Cirielli in Campania, spero si chiuda presto anche in Puglia. Lo ha detto il leader della Lega Salvini a margine di un'iniziativa a Livorno. Interpellato dall'ANSA sul Veneto ha detto che si stanno definendo i dettagli e a chi gli chiede della possibile candidatura di Alberto Stefani di essere ottimista di natura, e quindi seguiranno in queste ore insomma l'attesa per il nome in pole position. Ricordiamo che resta il leader leghista Alberto Stefani. E ancora con la cronaca, siamo a Treviso, la troupe di Fuori dal Coro aggredita da una baby gang. Con Fuori dal Coro stiamo girando da 3 giorni a Treviso e nell'Interland per documentare il fenomeno delle cosiddette baby gang. Le abbiamo trovate più di una, e una di queste proprio ieri, diciamo in zona di Piazza Borsa, dove ci sono i porticati, dove si mettono loro di fronte al supermercato PAM, ci hanno aggredito con il lancio di bottiglie. Una di queste mi ha colpito violentemente al ginocchio sinistro, provocandomi una contusione, e fortunatamente non si è rotto il ginocchio con una violenza inaudita. Giovani, 7 o 8 in tutto, che prima hanno iniziato ad insultare la troupe, poi sono passati alle vie di fatto, hanno lanciato contro giornalisti e operatori bottiglie di vetro. Stavamo intervistando 2 di ragazzi che avevamo già incontrato 2 giorni prima alle fiere di San Luca e ci avevano urlato di tutto, i vari vaffa. E poi ci avevano detto anche free baby gang, free baby gang. Allora abbiamo fermato loro, nel momento in cui fermavamo loro, altri complici della loro baby gang si trovavano dall'altra parte del porticato e sostanzialmente per fermarci in questa intervista che avveniva lì sul suolo pubblico, insomma vicino a Piazza Borsa di fronte al PAM, hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro coperti in volto. Uno di loro aveva anche un cane. 2 giovani, un minorenne ed un maggiorenne, sono stati identificati. La giornalista si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Ora le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire quanto accaduto e per dare un nome ed un volto ai componenti della baby gang. Saranno acquisite anche le telecamere di videosorveglianza della zona. C'erano dei residenti che chiaramente hanno assistito alla scena e si sono allontanati per la loro sicurezza, quindi noi ci siamo ritrovati da sole, accerchiati. Cristina Autore, la giornalista, si è recata in ospedale per essere medicata, ma assicura: non ci fermiamo, questo è il nostro lavoro. L'aggressione è stata interamente ripresa. È un luogo che noi sapevamo che era un luogo a rischio, eppure lì non c'era il presidio, non c'erano loro che come sempre stanno lì, e anche i residenti infatti ancora prima dell'aggressione ci dicevano: guardate, state attenti qua. Allora quello che io mi domando da giornalista è: se si sa che ci sono dei luoghi da attenzionare, non capisco perché continuano ad essere il posto loro. La mia impressione che mi rimane, che mi è rimasta in quel momento, è che fosse proprio un posto di loro proprietà, che neanche potevamo avvicinare per fare una domanda, e questo non può avvenire in pieno centro storico di una città. Caso una bomber, si aspettava l'esito della superperizia che ha portato a un nulla di fatto. Ero sicuro che l'esito sarebbe stato positivo, perché sono stato sempre convinto della totale innocenza dell'ingegner Zornita, e mi fa piacere che anche questo supplemento di indagine, peraltro disposto doverosamente dalla Procura di Trieste, abbia confermato il convincimento che ho sempre avuto. Nessun DNA compatibile, nessun nome, nessuna svolta. La superperizia ordinata dal GIP di Trieste, Luigi Dainotti, affidata all'ex comandante del RIS di Parma, Gianpietro Lago, e all'antropologa molecolare Elena Pilli, non ha trovato alcuna corrispondenza genetica fra i reperti analizzati. Prevedibile per l'avvocato Maurizio Panizza, difensore di Elvo Zornita, l'ingegnere bellunese residente nel Pordenonese ad Azzano X, finito al centro dell'inchiesta nel 2004 e poi scagionato nel 2009. Per l'ingegner Zornita è l'ennesima fine di un'avventura che lo ha davvero turbato, che le ha rovinato la vita, perché oggettivamente sono 20 anni che è sotto un tiro. Mi dispiace che la giustizia non sia arrivata a reperire un colpevole di tutti questi fatti così gravi che hanno turbato il nord-est. Elvo Zornita ha visto la sua posizione archiviata nel 2009 al termine di un percorso istruttorio che non lo ha nemmeno portato a processo, dopo la scoperta che il poliziotto scientifico Ezio Zernar, condannato in via definitiva, aveva manomesso un lamierino rinvenuto all'interno di un ordigno inesploso e attribuito a una bomber. Il nome di Zornita successivamente è stato inserito nell'elenco
degli indagati nel supplemento di istruttoria che ha comportato l'analisi di 27 reperti. Dall'esito del cui esame sono derivati 68 campioni, tutti esaminati con molta accuratezza, con tecniche molto moderne, con decine di migliaia di prove effettuate dai consulenti. Adesso l'esito è stato tranquillizzante per lui come per gli altri indagati. Fra una decina di giorni ci sarà udienza al Tribunale di Trieste, non dubito che nel giro di qualche settimana ci sarà l'archiviazione per l'ennesima volta. Complesso l'iter della superperizia. Addirittura si è arrivati a un risultato, per quanto mi consta, che è abbastanza strano, nel senso che in alcuni reperti sono stati individuati dei diversi profili di DNA, per cui potrebbe anche succedere che quei reperti siano stati toccati da più persone e quindi il teorema per il quale un'unica persona sia da considerarsi una bomber, maschio o femmina che sia, in realtà potrebbe essere messo in discussione. Circostanza già evidenziata dall'avvocato Panitz quando fra il 2006 e il 2007, di fronte ad alcune prove inoppugnabili dell'innocenza dell'ingegnere Elvo Zornitta, il legale avanzò l'ipotesi di plurimi responsabili di quegli episodi. E mentre le accuse cadono in prescrizione, anche per la giustizia il tempo sembra essere ormai scaduto. Ed è Elvo Zornitta a rompere il silenzio dopo 20 anni di indagini. Guardi, adesso finalmente riesco a vivere un attimino più sereno, però sono stati 21 anni che non auguro veramente a nessuno. Per dormire avevo bisogno di ansiolitici e questa ultima indagine, che è stata aperta 2 anni e mezzo fa, certamente non ha facilitato la risoluzione dei miei problemi. Adesso finalmente possiamo chiudere un capitolo e sperare di vivere con un po' più di serenità. Elvo Zornitta rompe così il silenzio dopo i nuovi sviluppi del caso Una Bomber. Dopo l'analisi di 68 reperti genetici provenienti da 27 oggetti, nessuna delle 11 persone coinvolti infatti è risultata compatibile con il materiale biologico e il procedimento sembra avviarsi verso l'archiviazione senza un responsabile. Ripercorrendo oltre 20 anni di difficoltà, l'ingegnere ricorda il peso di un'accusa che ha cambiato la sua vita. C'è stato un periodo nel 2006 in cui aspettavo solo che venissero per mettermi in prigione, quindi sì, ci sono stati periodi veramente difficili, veramente bui. Tutti gli indizi che avevano ricavato non erano certamente sufficienti per incriminarmi o per accusarmi di qualsiasi cosa, quindi un po' per volontà, un po' per pressione dei media, qualcuno ha voluto inventare la prova regina, la famosa prova regina. E questo certamente è andato a distruggere la mia vita, la mia famiglia e ha distrutto contemporaneamente anche il proseguo delle indagini, che non sono state più svolte a tutto campo ma solo indirizzate alla mia persona. Oggi la prospettiva dell'archivazione porta con sé sentimenti contrastanti. Da un lato la fine di un lungo calvario giudiziario, dall'altro la sensazione che restino ancora molti interrogativi irrisolti. Per me è tutto un sentimento di dispiacere verso tutte le persone che sono state offese fisicamente da questo Una Bomber e che non avranno ovviamente nessun riconoscimento, nessuna giustizia. La seconda è l'aspetto più tecnico. Ovviamente qua si stava parlando di analisi di DNA mitocondriale. Abbiamo alcuni esempi in cui questo ha permesso di risalire tramite uno screening sulla popolazione e di risalire il colpevole. In questo caso sono stati analizzati 49 persone e pensiamo che nel periodo clou, cioè nel 2005-2006, DNA era stato rilasciato da migliaia di persone, perché non è stato fatto lo stesso. È una domanda da farsi. E oggi, ingegnere, che cosa chiede? 21 anni completamente rovinati, la famiglia che per fortuna mi è rimasta solidale ma ha patito con me, lavoro perso, ho dovuto ricominciare da zero. Tutto questo ovviamente chiedo che venga risarcito, ma soprattutto che mi vengano risarcite tutte le spese che ho avuto, che sono state ingenti.
Voltiamo pagina, ennesimo mortale sulla strada Romea, tornano nel dibattito gli autovelox. È di un morto e 2 feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto lungo la Romea a Porto Viro nello scontro tra 2 auto articolati e un furgone che secondo una prima ricostruzione stava svoltando a sinistra quando è stato tamponato dal primo auto articolato. Dopo l'urto il mezzo ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il secondo auto articolato e l'impatto frontale laterale è stato inevitabile. L'ennesimo incidente mortale lungo la Romea che riapre le polemiche sugli autovelox, tanto osteggiati dall'associazione Altvelox, che ha vinto anche alcune battaglie in determinate zone della provincia facendoli oscurare. Ma Armelao commenta. Io ho l'obbligo da sindaco di salvare vite umane, quindi di pensare a qualsiasi strategia che miri alla salvezza ovviamente delle vite umane. Questi sono contro ovviamente gli autovelox, ho proposto il Vergilius, ho detto a ANAS andate avanti con la progettazione di questo Vergilius da mettere, è una sorta di tutor ovviamente di nuova generazione, da mettere sul ponte traslagunare di Chioggia e quindi c'è un ingresso e un'uscita che misura la velocità media dei veicoli, quindi se un utente della strada sa che esiste questa apparecchiatura è chiaro che rallenta, cerca di rispettare ovviamente i limiti di velocità. È inutile poi piangere continuamente vittime sulla statale Romea quando poi ci troviamo le persone che sono contro. Non un modo per fare cassa, ribadisce il sindaco. Io dico solo una cosa, quando tu sai che lì c'è l'autovelox rallenti. Perché? Perché non vuoi perdere punti sulla patente, perché non vuoi prendere la multa, giusto? Bene, quindi il comune, se l'utente passa, rallenta, passa l'autovelox e rispetta il limite, che cassa fa il comune? Se tu rallenti e rispetti il limite, la multa non ti arriva, quindi il comune non fa nessuna cassa. Per il primo cittadino l'autovelox è un ottimo deterrente anche nell'impedire incidenti ed evitare la morte sulle strade. Io dico sempre una cosa, che ai familiari è meglio portare a casa il figlio senza patente che la patente senza figlio. E credetemi che da ex, ora in aspettativa, appartenente alle forze di polizia, penso che uno dei traumi più grandi è quello di suonare il campanello a qualche genitore e dire che il figlio è morto in un incidente stradale. Quindi dobbiamo essere seri. I carabinieri della Compagnia di San Bonifacio hanno arrestato e condotto in carcere un 53enne veronese accusato di violenza sessuale continuata, aggravata e pornografia minorile nei confronti di 2 ragazzi di 11 e 16 anni. A sporgere denuncia la madre di una delle vittime. Negli anni il 53enne si sarebbe finto talent scout nel settore dello spettacolo, milantando la possibilità di far partecipare giovani minori a programmi radiofonici e televisivi. I carabinieri sono riusciti a individuare diversi episodi di violenza sessuale commessi in quest'anno nei confronti delle 2 minori. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una frode ai danni dell'Unione Europea. Per 5 anni, dal 2017 al 2022, sono riusciti a beneficiare di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, circa 20 milioni di euro, mettendo in piedi un sistema truffaldino articolato. 48 imprenditori agricoli sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Padova alla Procura Europea di Venezia per associazione delinquere e truffa aggravata, procura che ha disposto anche un sequestro preventivo di 17.200.000 euro. Le indagini dei finanzieri padovani sono iniziate nel 2021 in collaborazione con i nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Macerata e Rieti, le sezioni aeree della Guardia di Finanza di Pratica di Mare di Pescara e del nucleo investigativo della Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Rieti. Intercettazioni, sorvoli aerei, accertamenti bancari e documenti delle aziende sanitarie locali hanno permesso di ricostruire la truffa. Gli indagati, domiciliati in Veneto tra le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, ma anche nelle Marche, Umbria, Abruzzo, Lombardia e Piemonte, avevano ideato 2 sistemi di truffa. Il primo dividendo un'impresa del Padovano in piccole aziende di comodo dislocate anche fuori regione per eludere così i limiti imposti dalla politica agricola comune, che fissa il tetto massimo di aiuti spettanti ad ogni singola azienda agricola in 500.000 euro annui e ha permesso così agli imprenditori di ottenere terreni, bestiame, stalli e servizi amministrativi con le domande di contributo. Con la seconda truffa invece avevano raggirato il divieto di pascolamento svolto da terzi per poter incassare contributi senza averne diritto. Gli imprenditori agricoli indagati sono stati anche segnalati alla Corte dei Conti per un danno erariale di oltre 32 milioni di euro. Ghetti blindati da Padova a Venezia per l'anniversario del 7 ottobre.
Massima allerta e dispositivo di vigilanza e sicurezza potenziati nel ghetto ebraico di Padova, dove si trova la sinagoga e il Museo della Cultura Ebraica, per tutta la giornata del 7 ottobre, secondo anniversario degli attentati di Hamas, dove vennero uccisi 1200 israeliani e sequestrate 250 persone, molte di queste ancora nelle mani di Hamas. La zona nel centro di Padova è stata sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine. La comunità ebraica padovana, che fa parte delle 21 comunità ebraiche italiane riunite nell'UCEI, non ha organizzato iniziative per la commemorazione. L'unica iniziativa si svolgerà invece a Roma al termine della festività ebraica del Sukkot. Vietate in tutta Italia manifestazioni pro-Palestina, che erano invece previste a Bologna e Torino. Intanto, dopo la grande mobilitazione di sabato 4 ottobre, sono tornati liberi 2 manifestanti arrestati a Roma dopo gli scontri al termine del corteo pro-Pal. Uno di loro è un 19enne della provincia di Padova, accusato insieme ad un 39enne di Bologna a vario titolo di violenza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Caso di Beatrice Venezzi, direttrice della Fenice. 10 sindaci del Veneto orientale scrivono per invitare la maestra a una lezione concerto dedicata ai ragazzi. Mentre a Venezia continua la bufera dopo la nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale al Teatro La Fenice, 10 sindaci dei comuni del Veneto orientale rivolgono alla maestra un invito ufficiale per ospitarla al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave per una lezione concerto rivolta ai ragazzi delle scuole. Noi siamo convinti che avere una visione eccessivamente elitaria della cultura, come purtroppo percepiamo proprio dal territorio, sia assolutamente sbagliato. Noi condividiamo a fondo il pensiero del maestro Beatrice Venezzi quando dice che la cultura, soprattutto quella musicale, ha una profonda finalità educativa, soprattutto nei confronti dei più giovani. Ecco, riteniamo che portare la musica classica vicina ai ragazzi più giovani possa veramente aiutare la comunità e i ragazzi in particolare ad elevarsi e a riuscire a toccare dei livelli di cui abbiamo veramente tutti bisogno. In questo modo i sindaci vogliono anche esprimere solidarietà nei confronti di Venezzi, contestata su più fronti dopo la sua nomina. Riteniamo che alcune delle polemiche sollevate siano assolutamente strumentali. Io ho potuto conoscerla personalmente a Jesolo in quella meravigliosa occasione in cui ha portato la grande musica classica nella piazza centrale della città, in piazza Mazzini. Ho visto che è una donna oltre capace e competente, anche molto espressiva e in grado di comunicare. Ecco, Beatrice a questo aggiunge anche la sua giovane età e l'empatia che può creare con un pubblico più giovane. Qui abbiamo decine di associazioni musicali, centinaia e centinaia di ragazzi appassionati di musica, dobbiamo avvicinarne altri. La cultura musicale eleva, aiuta e aiuta noi sindaci e le nostre comunità. Beatrice può essere un aiuto importante in tutto questo. Infine un appello agli orchestrali e ai 140 abbonati che non vogliono la Venezzi. Bisogna guardare anche ai desideri e ai bisogni, perché la musica risponde anche a un bisogno, la cultura risponde a una richiesta di aiuto. Guardate anche a chi non è un habitué della Fenice, guardate a coloro che vorrebbero venire e non ci riescono. Aprite le porte del teatro e aprite la vostra disponibilità al territorio, alla gente di tutti i giorni. Siamo in chiusura di questo telegiornale, grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci.